Prima notte all'interno del nuovo Palazzo di Giustizia per un'occupazione che durerà fino a martedì. Prima cosa, i viveri, questi ci sono? Assolutamente sì, siamo arrivati stamattina presto con la focaccina, ci sembrava cosa buona e giusta, e per rifocillare quelli che hanno fatto giustamente la notte e poi per chi arriverà oggi qua per occupare insieme a noi. Come avete trovato i primi occupanti della notte? Un po' stanchi, ovviamente dormire qui sul pavimento non è la cosa migliore, un po' indolenziti, però fermi nelle loro intenzioni. All'interno di una tenda vediamo anche dei cuscini di un divano. Chi l'ha portati? L'ha portati, se li è fatti portare, meglio, il neo consigliere comunale Silvia Boccalate, che chiaramente alle piccole comodità non riesce a rinunciare neanche in sede di occupazione. È riuscito a dormire? Cosa ha detto? Sono riusciti a dormire tutti molto bene, anche perché è stata una serata robusta da ogni punto di vista, poi hanno dormito bene. Io ho avuto lo spiacevole compito di svegliarli questa mattina alle 8 insieme alle mie colleghe. No, tutto bene, tutto tranquillo, nessun problema anche, diciamo così, di ordine pubblico. L'occupazione continua, come vi siete organizzati? L'occupazione continua a oltranza, ci siamo organizzati in 4 turni giornalieri, dalle 8 a mezzogiorno, mezzogiorno 17, 17 22 e poi la notte. Quante persone in tutto ruotano attorno a questa organizzazione? Su tutta l'organizzazione decine e decine di persone, su quelli che hanno dato disponibilità totale per coprire dei turni cosiddetti sindacali, diciamo così, saremo una ventina, penso 20-30 persone in tutto. Sentite comunque la presenza alle vostre spalle, a sostegno della vostra iniziativa e di tutto il Tigullio. Ieri la grande manifestazione davanti al Palazzo comunque ha dato segno di questo. Sì, assolutamente, assolutamente. Presenza delle istituzioni locali, da parte delle categorie, commercianti, anche altre categorie professionali. C'è sicuramente nei limiti chiaramente in cui ognuno può dare una disponibilità fisica, presenza materiale, diciamo, comunque c'è totale partecipazione del Tigullio, assolutamente. Non avevamo dubbi, ne abbiamo avuto conferma, ne continuiamo a avere conferma.